3 nuove pubblicazioni, tutte in uscita in questi giorni, 3 omaggi alla cultura, alla lingua e alla tradizione sarde, tutte opere dello scrittore e poeta nuorese Gianni Manca, che in 2 casi su 3 sono concentrate sull'opera della scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. La prima è la traduzione in nuorese autentico, in nuorese antico, praticamente della Canne al vento, che io ho intitolato Chiesa Canna e Suventu, perché mi sono versato verso una frase che aveva detto Efis a una delle dame Pintor, che diceva questo qua, dice: noi siamo come delle canne al vento. Il secondo, che l'ho chiamato Paragola Nugoresas Colias Pare, e l'ho intitolato così praticamente per una semplice ragione, che io ho preso delle parole e ho fatto delle mie ricerche essenziali, quindi non è completo perché io lo sto continuando ad arricchire, ho messo l'essenziale, le cose più comuni eccetera, e cercando di stare attento a non trovare delle parole che somigliassero all'italiano. La terza pubblicazione sono una raccolta di poesie, una silloge, dove ce ne sono in inglese, ce ne sono in francese tradotte, ce ne sono in spagnolo e naturalmente in sardo anche, però la maggior parte sono poesie in italiano. Un rapporto privilegiato, quello tra Gianni Manca e la poesia, che con l'ultimo volume firma la 15ª pubblicazione in versi. I regali ideali per chi, come Manca, è fortemente legato alla terra sarda e alla sua lingua, disponibili in tutte le librerie di Nuoro.